buongiorno, benvenuti alla nuova puntata di Udinesismi. Ospite d'eccezione oggi con noi è tornato a trovarci il direttore generale dell'Udinese Calcio, dottor Pietro Leonardi. Buonasera. Salve, buonasera a tutti voi. Abbiamo ospite anche un altro volto conosciuto del giornalismo friulano e di Fabris Del Piccolo. Buonasera. Bene, i temi da affrontare sono tanti, il tempo purtroppo a nostra disposizione è sempre poco, per cui iniziamo subito, direttore. Sappiamo che ha parlato in questi giorni alla squadra. Che cosa ha detto? Può dircelo o sono cose riservate dello spogliatoio? No, io non è che c'è bisogno né di dire quello che si può, che quello che si effettua all'interno di uno spogliatoio. Non ho parlato alla squadra, ho cercato invece di parlare, di rapportarmi un pochino con tutta la realtà, l'ambiente, a livello anche mediatico. Mi è sembrato giusto e doveroso che nel momento di difficoltà siano le figure come la mia che devono intervenire e non mettere in difficoltà magari il singolo calciatore che già è consapevole dell'errore magari o degli errori commessi, e non mi sembra corretto questo, per dare un senso alle cose. Per quanto riguarda il resto, io ritengo, come ho già detto a fine partita con il Genoa, che si vince tutti insieme, si perde tutti insieme, però dobbiamo prendere dai lati negativi gli aspetti di miglioramento che questo gruppo, che questa squadra, che tutti noi dobbiamo fare, e dall'altro però non trascurare gli aspetti e gli elementi positivi che non saranno quelli della partita col Genoa, ma che ci hanno determinato una buona classifica in riferimento a questa stagione. Ecco, in effetti, appunto, bisogna guardare il bicchiere mezzo pieno e soprattutto che si sta riempendo, non che si sta svuotando. No, ma l'importante è vedere il mezzo pieno, però è importante vedere anche il mezzo vuoto, come riempirlo per farlo diventare più pieno possibile. Cioè, avere questa consapevolezza, non trastullarsi su quello che c'è di positivo. Il Genoa, certo, ha messo in luce tanti aspetti, tante piccole pecche che questa squadra ha e sono venute fuori tutte in un colpo, anche sfortuna in un certo senso. Comunque, fatto sta che è emerso però anche di positivo che l'Udinese voleva vincere la gara. Ha fatto troppo anche forse per vincerla, si è sbilanciata, ha cercato di incaponirsi su certe cose, forse non si è neppure accontentata di un pari che avrebbe fatto spessore nella classifica. Chiedo questo a lei, direttore, poi faccio la stessa domanda anche a Edi. Ma io ho detto che noi dobbiamo migliorare, certo gli elementi da questa partita di miglioramento, di applicare nel lavoro per il miglioramento ce ne sono abbastanza, però io dico che dobbiamo soprattutto migliorare nella mentalità e realmente porci in altra maniera in alcune circostanze. Quando io ieri ho fatto una battuta, a volte è meglio fare dei feriti che non dei morti, no? Era riferito soprattutto che non è che la squadra dovesse accontentarsi, ha dimostrato purtroppo, oltre che nella pratica tattica o nello sviluppo del gioco, ha dimostrato soprattutto, secondo me, in errore nella mentalità, e questa è una sorta di presunzione inconscia, che non è che uno è presuntuoso, però uno dovrebbe essere consapevole. Si sente forse troppo forte? No, non è così, forse non è così, è tutt'altro secondo me. Nel momento in cui uno pensa che, e non si rende conto che è una giornata un pochino particolare, magari uno dal di fuori, io ho dichiarato che anche quando vincevamo 2-1 avevo una sensazione che non era una buona giornata, così come a differenza di altre volte ho avuto la stessa sensazione nel momento che abbiamo raggiunto il 3-3 di dire mi auguro che finisca così. A livello inconscio invece scatta una molla di dire no, dobbiamo per forza di cose ottimizzare, vincere, perché magari ci si fanno pensieri della classifica. Allora io ribadisco un concetto che secondo me è fondamentale per questa squadra, ma in senso generale, per un gruppo come quello dell'Udinese, che sicuramente non è l'Inter, la Roma o squadre di questo livello. La classifica è un qualche cosa che può soltanto turbare, sia in una realtà di alta classifica che in una realtà di bassa classifica. Noi però dobbiamo metterlo in pratica questo, non solo dirlo, cioè dobbiamo pensare realmente partita per partita.
arrivare ad un obiettivo alla volta, poi magari prima quando dicevamo queste cose venivamo un pochino criticati perché dice ma siete terzi in classifica, quarti in classifica e pensate alla salvezza, ma non è una questione di sottovalutare o di pensare alla salvezza, è una questione soltanto di mentalità. Se io faccio una faccio una constatazione un pochino provocatoria, se noi dopo il 2-1, se noi dopo il 3-3, invece di essere quinti in classifica o sesti in classifica, fossimo stati terzultimo o quartultimo, probabilmente nella nostra testa c'era un approccio a quel restante momento della gara diverso. Allora dobbiamo avere la mentalità come se fossimo terzultimi o quartultimi e nello stesso tempo non pensare a quello che possono essere degli obiettivi. Cioè lasciamolo fare ad altri che se non arrivano a vincere gli scudetti o a non andare in Champions sono drammi. Noi dobbiamo arrivarci, ma dobbiamo arrivarci anche meritatamente, perciò se facciamo delle prestazioni come quella di ieri è giusto che non andiamo a fare delle competizioni come la Champions. Certo, Edi, di positivo, ecco, della partita col Genoa, secondo te che cosa è rimasto? Abbiamo già ampiamente raccontato gli aspetti negativi, quelli che potevano essere stati gli errori dei vari giocatori. Sì, Di guarda, positivo? al di là di questo, della positività, delle eventuali positività ricavate dal tracollo di domenica, è una considerazione che volevo fare agganciandomi al discorso del direttore Leonardi. C'è questa sensazione che l'Udinese inconsapevolmente forse si specchi troppo nella propria bravura quando ottiene determinati risultati. In effetti la classifica e le risultanze di questo campionato fino al momento attuale sono queste. Abbiamo ottenuto un buon pareggio in apertura a San Siro contro l'Inter, poi abbiamo subito il 5-0 del Napoli. Dopo il 5-0 del Napoli ci siamo fatti umili e abbiamo vinto a Torino. Cioè c'è questa altalena che uno si chiede, è determinata forse da una sostanziale immaturità di una squadra abbastanza giovane in quanto organico oppure c'è qualcos'altro di mezzo? È facile cioè pensare, sì, noi non dobbiamo ragionare, cioè i punti di vista sono diversi a seconda delle situazioni, se siamo in basso o in alta classifica, però io penso che scatti nei giocatori una molla di questo tipo. Abbiamo pareggiato contro l'Inter, il Napoli sicuramente sarà di livello inferiore, quindi abbiamo una minore intensità dentro di noi. Contribuisce forse, aggiungo io, anche l'aspetto mediatico, perché anche noi giornalisti tendiamo a enfatizzare anche queste questo, cose, a rendere forse enfatizzi più un grande facili. risultato. Io non sono in parte d'accordo, però per una buona parte no, perché io ritengo che questa non è una squadra presuntuosa, almeno nell'evidenza. No, a livello inconscio è un altro tipo di discorso, cioè probabilmente è troppo spregiudicata nella mentalità, quello che volevo dire prima, cioè è una squadra che non si accontenta mai, vuole a volte forza nell'esasperazione magari un qualche cosa, anche un'azione di gioco forzata significa, quando io dico che c'è momenti che è fisiologico che per 90 minuti non possiamo tenere sempre un certo ritmo, è fisiologico che per 90 minuti non puoi avere il pallino del gioco e allora dall'altra parte non possiamo pensare che noi forziamo sempre perché poi dopo alla fine andiamo a tirare al massimo alcuni singoli che poi nell'ultimo quarto d'ora, nell'ultimo 20 minuti e così possono avere delle difficoltà. Io ribadisco quello che è secondo me il concetto. Allora, partiamo da un presupposto importante che a differenza di qualche anno precedente dobbiamo essere orgogliosi che questa squadra, pur sbagliando partite, pur sbagliando approccio, dà tutto dall'inizio alla fine, negli 11, nei 13, nei 14, non ci sono giocatori che si risparmiano, è un gruppo veramente che non gli si può imputare la sciocchezza, l'ingenuità. Questo nessuno l'ha mai discusso. Apposta. No, però